Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Cividale, nel corso di un predisposto servizio per la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto nei campi della frazione di Bottenicco, in comune di Moimacco, una vera e propria piantagione di marijuana composta da oltre 1700 piante di cannabis indica. Più in particolare, a seguito di alcune segnalazioni raccolte dalla stazione di Torreano, i carabinieri hanno effettuato le opportune verifiche e recuperato ben 1774 piantine, estirpandole completamente dal terreno, che è stato così bonificato da quello stupefacente. La piantagione era nascosta tra la vegetazione presente ai bordi dei confini tra i vari campi agricoli, coltivati principalmente a mais, ed era stata suddivisa in 8 distinte aree per poter essere mimetizzata con più facilità. Le indagini immediatamente intraprese, anche con appostamenti tra la vegetazione, sono tuttora in corso per l'esatta individuazione delle persone responsabili del reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, per i quali i militari dell'Arma hanno riferito alla Procura di Udine, che le coordina. Le piante sequestrate saranno analizzate anche per stabilire, in base alla quantità di principio attivo, quante dosi di droga avrebbero potuto essere immesse nel mercato illecito degli stupefacenti. L'attenzione dei carabinieri verso i reati connessi al traffico illegale di droghe e le devianze problematiche che ne conseguono rimane elevata per poter garantire al territorio la maggior sicurezza possibile. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti